Il miracolo ancora una volta c'è stato, la tragedia è stata sfiorata anche grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine. I momenti di panico per gli automobilisti in transito giovedì sera sul viadotto Belice ci sono comunque stati dopo che all'improvviso un giunto bullonato del tratto della statale 115 che collega Menfi e Castelvetrano si è innalzato facendo fuoriuscire una sorta di gancio che ha tagliato le gomme di alcune autovetture che hanno rischiato di finire fuori strada e precipitare dall'alto ponte. La situazione più pericolosa ha riguardato una coppia di turisti francesi che ha attraversato il viadotto e si è vista tranciare dal gancio non solo le ruote, ma anche i collettori e la marmitta dell'auto. Un motociclista si è salvato perché nel frattempo era già scattato l'allarme e il tratto era stato bloccato. Nonostante l'ora tarda, le forze dell'ordine sono riuscite a far intervenire gli operai dell'ANAS che hanno prima proceduto a tagliare con il flex il gancio del giunto che si era sollevato e poi a posare l'asfalto riportando la situazione alla normalità. Se di normalità si può parlare per un viadotto le cui precarie condizioni vengono denunciate da anni, ma per il quale finora non è stato avviato alcun progetto. Pare che un'ipotesi di manutenzione straordinaria sia prevista adesso nell'ambito del cosiddetto decreto del fare del governo Letta, ma occorrerà capire se realmente arriverà il finanziamento necessario ad avviare l'iter per la messa in sicurezza di questo tratto della statale 115 particolarmente pericoloso per le condizioni strutturali in cui si trova. Parliamo di giunti e cortoli, ma anche degli inesistenti guardrail. Si aspetta forse che la tragedia si verifichi o che intervengano altre decisioni da parte della magistratura, come è accaduto ad esempio per il ponte Carabollace. Un anno particolarmente disgraziato, tra l'altro il 2013, sul fronte della viabilità sulla statale 115 che si è aperto con la frana del ponte Verdura e proprio la scorsa settimana il sindaco di Ribera Carmelo Pacio ha chiesto chiarimenti ai vertici dell'ANAS in relazione ad un allungamento dei tempi di appalto e realizzazione dell'opera che si starebbero prospettando.